Scatman's World. Bella raga, sono telecomandante veneziano, sono nel primo del Canada, 11° posto in griglia ragazzi, pioggia leggera ma finirà prestissimo e poi nuvoloso e parzialmente nuvoloso anche sole. Quindi veramente devo dire che anche il medio su questo gioco è fatto da Dio. Almeno queste sono le previsioni, poi staremo a vedere. 11° posto, punto, il top 5, speriamo bene ragazzi, dopo le grandi vittorie adesso inizia un attimo a restabilizzare, cioè a tornare tutto un po' più stabile. Però per la prossima gara un buon importante aggiornamento che mi va a migliorare molto le prestazioni della McLaren Honda. Raga, andiamo, sono carico a 1000. Purtroppo le qualifiche, scusate, sono un po' sfortunate. Sotto la pioggia ho fatto fatica a trovare il giro perfetto. Beh ragazzi, andiamo, Gran Premio del Canada. Devono partire bene perché è durissime, le prime curve sono strettissime. Vai, Comandino. Comunque non è proprio una pioggia leggera, nel senso, viene giù per il momento. Gomma intermedi, mamma mia. Ah, proprio sono... Ah, non la tengo, Fioi, mamma mia. Scusami Palmer, scusami Jorion. Partenza un po' crazy, Fioi. C'è una mano che è un piccolone di Arianto e ce lo superiamo il porco di Arianto. Ciao piccolo Arianto, ciao. E superiamo la Williams, mamma mia che sorpasso, che sorpasso signori. Dai, con la pioggia possiamo far bene, con la pioggia è la nostra... Guarda quanti sorpassi. Con la pioggia diamo il meglio di noi stessi, Fioi. Come Schumi e Senna. Mamma mia che lotta con Alfonso, lottissima con Alfonso signori, che partenza comunque. Alonso ci lascia, vabbè, vaffanculo. A lungo, scusate ragazzi, sorry. Miscela standard però con la pioggia ha poco senso, ce la teniamo per dopo. Mamma mia, fai un trenino, guarda che trenino. Attenzione, testa a coda della Williams intanto, testa a coda della Williams e si gode. 35 giri da paura, Fioi. Qua non posso rischiare di sorpassare qua nel muro dei campioni. Il primo giro se ne sta andando, Fioi. Testa a coda proprio leggero comunque. Giro record di Rosberg. Siamo contro Verstappen. Mamma, maledetto Verstappen, maledetto. Il solito Verstappen, Dio Cristo. Il solito Verstappen. No, qua non ho fatto un cazzo, porca puttana, era una curva strettissima, cosa potevo fare? Cristo di santissimo. Adesso ho perso anche tempo, l'avevo superato ormai, vaffanculo Verstappen, vaffanculo, bimbo minchia. Forte ma scorrettissimo, cazzo, peggio del cume. Adesso dobbiamo recuperare, cazzo. Quantomeno siamo un po' tranquilli dietro. Beh, con la pioggia ragazzi, i contatti comunque sono normali, cioè, anche nella realtà è così. Dai che possiamo riprenderle. Tanto l'ingegnere qua non ci spara niente. Gran giro, stiamo recuperando bene. Previsioni del tempo. Entro 5 minuti smetterà di piovere, ok. Bisogna capire poi cosa mettere. Perché abbiamo ultra soft, super soft e soft. Ok. Io dopo proverei le super soft, le ultra soft le teniamo per la fine. Quindi super soft. Vediamo un po', sarà dura che qui la strategia ragazzi. Tanto non se ne stanno proprio andando, per fortuna. La faccio fatica a tenere il ritmo dei primi. Dietro Alonso che non mi dà fastidio secondo me. Mamma mia che scodate signori. Sotto la pioggia è dura ma ce la possiamo fare. Nessun ritiro per il momento in una gara che di solito parte sempre col botto, Qui nel circuito Gilles Villeneuve. Quinto posto, quello è il mio obiettivo. Top 5.
Quello della scuderia è il nono, il mio è il Fire. Devo rifare i punti dopo il ritiro. Ok, che siamo ritirati. Dove cazzo siamo ritirati? Non è più. Ok, insomma, 11° posto a Monte Carlo e ritiro in Catalogna, forse, mi ricordo onestamente. No, forse no, no, forse veniamo dalla... Mamma mia, qua, meno male che non me lo dà, però... No, ste curve, vecchio mio. Giro record di veneziano, però... Per la chicane, ho preso un po' non mi ha detto niente, per carità. Però... Ma per correttezza freno un attimo, ok. Ho frenato, così magari ho perso qualcosa. Eccoci qua, ok. Ristabilita un po' la gerarchia. Mi sembrava giusto perché l'ho presa un po' troppo aggressiva. Infatti mi ha dato il fastest, ma è un fastest un po' bugiardo, diciamo. Però anche se lui in realtà non mi ha dato penalizzazioni, però me la sono data io, dai. Vabbè, c'è tempo. Potete di bruciarne un po' se serve. Mamma mia. Si fa fatica, ragazzi, si fa fatica qui. Allora, circuito di Gilles, intitolato al mitico Gilles Villeneuve. Lungo. Ho perso un po' di ritmo, ragazzi, perso un po' di ritmo. Dai, come tira questa McLaren Honda. Lungo ancora. Mamma mia. Dai ragazzi, adesso siamo in forma, stiamo tornati molto vicini. Lui mi dà ultra e lui me ne dà il contrario. No. Io voglio fare il contrario di tutti. Prima le super e finire con le ultra. Questo è l'obiettivo cumendiano. DRS abilitato. Attenzione signori. Allora box. No, che cazzo. Adesso no, piano. Ok. Si va ai box adesso. Il Cume ai box. Avanzi di una posizione. Come non hai box adesso? Vai. Addirittura Hamilton le soft. Gigi le soft. Mamma mia, quante strategie diverse. Ma che bello questo gioco. Ma porca puttana. Bravi cazzo. Bravi. Quanto me li godo, porca troia. La Codemaster ha fatto un buon lavoro. Super soft per il Cume. Ricciardo le soft, per esempio. Ricciardo. Non so da capire chi ha ragione, però. Qua ancora un po' bagnato comunque. Bellissimo, il Cume sfrutta tutto. Mamma mia che Cume. Qua il Cume sfrutta qualcosa. Le icone con le ultra soft. No! Ragazzi, ho censurato. Ho tirato giù il mondo. Ragazzi. Non ho parole, Raikkonen di merda. L'ho superato perfettamente. No, Vara, non ho parole. Proviamo a strategia che mi consiglia lui. Ma va a cagare proprio, ma vaffanculo, Dio Cristo. Vaffanculo, ragazzi, ho tagliato praticamente tutto tirato giù. 2 soste in un giro. No, guarda, qua non mi interessa, l'ho sorpassato perfettamente all'esterno. Poi sono andato nella mia traiettoria e quella merda umana di finlandese del cazzo mi ha buttato fuori. Fate a cagare, va. Sto buttando via gare, incredibile, ero terzo, Cristo di un dio. Ora devo è che sono troppo corretto, devo usare i flashback, cazzo. Il flash cazzo, altro che. 2 soste in un giro. Adesso ho bisogno della safety car. Unica chance. Michela Grassa, se devo fare i giri da qualifica, ragazzi.
Ma guarda, ero terzo, potevo puntare anche alla vittoria forse. Non ci credo, quantomeno al terzo posto. Adesso il Cume spinge, non mi interessa niente, fioi. Adesso devo spingere come un porco depravato. 17esimi. Vediamo la strategia che mi ha consigliato lui, sono curioso. Per me questa strategia devo farne 3 di soste, non 2. Però a sto punto ascoltiamo lo stronzo, cosa vuoi ti dico? Però con le ultra soft, mamma mia si scivola, mamma si scivola con le ultra. Dai, come tira fuori i coglioni adesso, tirali fuori, cazzo. Ho perso un'eternità, 17esimo, 17esimo, ragazzi. Dai, come devi spingere come un porco, dai, come, dai. Speriamo nella safety car che mi può veramente riportare benino, insomma. Ah, sto correndo veramente come non ci fosse un domani. Però devo prenderlo Nasr, cioè Nasr ha le gomme inferiori, una macchina di merda, se non lo prendo subito sono dolori, Ho usato le super soft neanche un giro, ragazzi. Se solo il culo devo fare questo. Non che credo. No, ho veramente tirato giù tutto, non potevo tenere. Ericsson fuori dalla gara. Ericsson fuori, secondo ritiro. Gran sorpasso, dai che andiamo, ragazzi, crediamoci. Ancora, basta. Perché mi hai superato? Ma dai! Ho perso la posizione. Ma vaffanculo. Ridammela adesso, cazzo. No, dai, vabbè. No. Non ho parole. Non ho parole. Lui può sorpassarmi, io no, grazie. Mamma mia che gara, mamma mia che gara. Dai. Ma guarda che roba. Possiamo andare? Possiamo andare, puttana troia! Il regime di virtual safety car sta per terminare. Bandiera verde in arrivo. Mantieni positivo il delta fino alla bandiera verde. Ok. Dai, dai, dai. Ho perso tanto però, Maledetto Ericsson che va a uscire. Dai ragazzi, crediamoci, possiamo ancora fare qualcosa. Almeno a zona punti voglio entrare. Tutta la sfiga al cume, ragazzi, adesso però, Vedete, cioè, capite perché queste saranno tutte stagioni una diversa dall'altra? Cioè, ogni gara ha la sua storia. Cioè, è una roba devastante. Quanto me lo godo sto gioco, mamma se me lo godo. Bisogna fare una remontata pazza però, Ale soft, Magnussen ce lo mangiamo subito. Magnussen se lo mangiamo a colazione. Devono durare, spero veramente devono durarmi tanto se ultra soft, speriamo. Detto che è una sfiga spaventosa, cioè avevo in mano il podio. Distacco dall'auto davanti, 1,8 secondi. Avevo in mano il podio. Non ci voglio credere. Uno squalificato e un ritiro comunque. Gara che presenta già colpi di scena. Qui la pioggia iniziale e l'errore che è veramente da capire dopo su Race Anatomy su Sky. Capire chi ha sbagliato tra Veneziano e Raikkonen. Io mi sento non colpevole, però staremo a vedere. Mi sono messo 90 carburante a 1,57.
Ai ai ai, qua l'ho rischiata, scusate Fioe, ma dovete capire che sono un attimo nervoso. Bel giro record di Pippo. Grande record di Pippo. Mamma mia, per non prendere subito Magnussen con delle gomme così di merda, da monoposto così del cazzo è grave, Sto rischiando tutto, ragazzi. Attenzione, mamma mia, rischio qua, ma non me ne fotte niente. Aggressivo qualcuno, non mi interessa nulla. Ok, quindi ha problemi, ma Massa ha problemi all'ala anteriore, bene. Lungo. Oddio, scusate ragazzi, sono frenetico da morire. Sono nervoso all'impazzata proprio. So che cazzo sto dicendo? Come è proprio andato, ragazzi. Il cubo è andato, signori. Il cubo è andato. C'è Massa che sta tentando un sorpasso su Carlos Sainz Jr. Buttatevi fuori entrambi, buttatevi fuori. Ma vediamo come sono le gomme. Sono già... Sainz alle ultra soft, però noi siamo superiori alle Toro Rosso, quindi... Mamma mia, ho rischiato l'incidentone qua, Dai, comandino, dai, comandino. Quindicesimo, siamo quasi a metà gara, manca ancora un po', ma non tantissimo. Devo fare più giri possibili con queste, ragazzi. E arriva il sorpasso. Buono, è arrivato un altro sorpasso. DRS zone. DRS zone. Attenzione, ci prova Sainz. Ma il cume tiene bene. E adesso c'è Pippo. Signori, siamo contro Pippo adesso. Contro Pippo Massa. E c'ha le ultra soft. L'ho presa larga. Sto tentando la remontata, signori. Una remontata quasi impossibile. Voglio arrivare almeno decimo. Anche se l'obiettivo è nono, quindi sarebbe meglio noni. Dai Cume. Già la Williams è più dura da superare. E si vede. Anche perché anche lui è l'ultra soft, purtroppo. Siamo anche sfigati in questo frangente. Il distacco è 0,5 secondi. Adesso però siamo nella DRS zone. Siamo in DRS zone sicuro. Siamo in DRS zone sicuro. Emo me lo sorpasso. Dai Cume. Sto sprecando tanto carburante però. Buon sorpasso. Ancora virtual safety car. Non mi serve a niente però. Che palle, oh. Sta virtual. Sono là poi gli altri, Ah, lungo, scusate. Almeno risparmio leggermente le gomme, questo può essere positivo. Abbiamo miscela magra. Ah, sta virtual. La virtual safety car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di virtual safety car sta per terminare. Ok. Dai, ho rosicchiato qualcosa. Bravo Cume. Fermati ai box. Perché?
È iniziata la finestra. Ah, non me ne frega un cazzo, però adesso devo rimanere. 49% è un po' un rischio, però qua... Mamma quanto rischiato mi sono visto sul muro dei campioni, fioi. Me li voglio superare tutti questi. Mamma che trenino da sfruttare. 51%, però il rischio è altissimo, ragazzi. Comincia il rischio foratura adesso. Cioè le gomme erano un calo di prestazione drastico, però li voglio superare questi. Il distacco dalla vettura davanti è 0,6 secondi. Devo fare i più giri possibili, ragazzi. 15 giri già mi sembrano tanti con le super soft. Però teoricamente ne ho fatti quanti? Cioè, forse possiamo farcela, forse. Mamma mia, mamma mia. Collisione con Hülkenberg, non me ne fotte niente, fioi. Dopo quello che mi ha fatto Raikkonen, vara. Penalizzatemi, ammazzate, fate quello che volete. Io sono una furia adesso. Li avrei superati comunque, dai. Gara pazza, fioi. Questa è la The Crazy, però sto rimontando alla grande, fioi. Questa è la The Crazy, però sto rimontando come un porco. Chiaramente non vado ai box. La safety car mi deve entrare il giro dopo che metto le super soft. Cioè le soft. Sarebbe perfetto, sarebbe il The Dream. Ottavi comunque, ottavi. Signori, this is come. Cioè Verlaine, anche Verlaine si può superare. Ha fatto uno stint meraviglioso con le super soft. C'era il potenziale per vincere questa gara, o quantomeno arrivare al podio sicuro. Podio sicuro, Beppe. Anche se forse la Mercedes gira. In realtà ho perso addirittura, era 32 secondi, sono a 34, quindi il primo posto e secondo, no, il terzo. Me la giocavo per il podio. 60% la gomma sinistra, fioi, e io devo andare avanti. Devo guadagnare su quelli dietro, tentare in tutti i modi di guadagnare. Muro dei campioni. Siamo sesti. Che per forza altre due soste, anche se cioè, era un po' impossibile. Ho proprio fatto l'incidente proprio un giro dopo, cioè giro stesso che ho messo le super soft. Una sfiga devastante. Tipica sfiga comediana. Tipica sfiga comediana. Le gomme hanno una vita non ormai. Siamo vicini alla fine. Miscela standard. C'è Vettel con le super soft. Beh, se Vettel ha le super... Io devo comunque prendere le soft. Ce la dovremmo fare, ragazzi. Vado ai box al prossimo giro, non questo, il prossimo. Vettel sta arrivando. D'accordo, rientri ai box alla fine di questo giro. Concentration. La proiezione mi dà al 15° posto. Distacco dall'auto davanti, 5,3 Merda. secondi. Vai Vettel, passa. Passa! Abbiamo una strategia alternativa a disposizione. Vuoi attenerti al piano stabilito o vuoi provare a cambiare? Attenzione, mi dà che forse... sì, allora sì.
Forse tengono per i giri, speriamo. Guarda, se faccio la cagata... Però me lo dice lui, cazzo. Ma quanto ho perso però in sto giro, Dio Cristo. Ho perso tantissimo. Anche Watson che Vettel adesso. Non ci credo. Speriamo bene. Teoricamente dovrei finire con questo, spero. Vai. Vediamo se non portino sfiga ste gomme. Ok, siamo 14esimi, possibilità di... Ragazzi, grazie ai pit stop per il ritiro di Magnussen, siamo in zona punti, incredibile. Sono molto soddisfatto della mia gara. Ceolapse con le gomme però finite, ho rischiata. Mi ha consigliato una strategia veramente al limite. Ce la dovremmo fare, ma... Arianto in nona posizione, ragazzi, complimenti alla Manor. Complimenti alla mano. Il distacco dalla vettura davanti è 10,1 secondi. Dai ragazzi, su. Portiamo a casa sto punticino che è pesante per come si era messa la gara. Ero terzo. Alla grande. Ma un incidente con Raikkonen mi ha estromesso da tutto. E il Kuma è tornato Hülkenberg, è vicinissimo, ragazzi. Il piccolo Nicolino. Non sento più le gomme, fioi. Se vado ai box esco 11esimo. Con solo Hülkenberg mi supera. Mamma mia, però che la perdevo. Dai, qualche ritiro davanti. No, un po' di culo, niente. Era sufficiente l'hanno posto per gli obiettivi scuderia, ma... Obiettivamente era chiedere troppo. Final lap, signori, final lap. Il distacco da quella dietro è 1,2 secondi. Complimenti ad Arianto comunque, un nono posto pesantissimo, mamma mia. Vince Rosbiff, il campione del mondo in carica, vince. Rosbiff vuole il secondo mondiale, signori. Spero ha vinto con tanti secondi di anticipo. Leggermente usurato, girerà a potenza ridotta. Oddio, per forza. Ma miscela magra non posso. Porca puttana, che sfiga. Adesso appuntamento miscela grassa, la sto rischiando, Il motore è andato. Ai ai ai. Devo tirare lunghissima. È andata bene, signori. 10° posto, grandissimo risultato con i problemi avuti in gara. Va bene. Di essere felice di questo risultato, ma so che hai fatto del tuo meglio. Andrà meglio la prossima volta. Ma vaffanculo. Vince la Mercedes, grandissimo Rosbiff. Secondo Ricciardo, terzo la merda di Raikkonen. Vaffanculo. Quarti. Guarda Rosberg, ragazzi. Buono, dai. Il mio voto va a Sergio Perez. Oggi ci ha regalato... Raga, sotto il comandante veneziano, gara è pazza del Cume. Ciao!